Da Pra, gli arbitri dell'incontro Mario Trevisan e Matteo Righetti di Viareggio. Tutto pronto? Sta per iniziare la prima sfida, parte la Toscana a impostare la prima azione, tempi da 15 minuti. Si gioca dunque sulla pista del Capannino di Follonica, la finale del trofeo delle regioni, categoria Under 13. La prima delle finali appunto in programma per quest'annata 2016. Toscana a manovrare a centropista con il numero 7 Matteo Marchetti, giocatore del CGC Viareggio. Poi prova il tiro il numero 3 Nicolas Pezzini, anche lui giocatore viareggino. Poi sono scaduti i 45 secondi canonici, allora possesso palla che va al Veneto, che può avanzare con la sua prima azione con il numero 6 Giulio Piccoli. C'è pericolo in area, si salva la porta della Toscana. Allora pallina riconquistata dal Veneto con Stoica in avanti a cercare Di Qui Giovanni, sempre in possesso palla, mentre la difesa della Toscana in area, pericolo al tiro, la paratissima da parte del portiere Menchini, Thomas Menchini. Ancora in area il Veneto, che sembra davvero più pericoloso in questa fase, mentre adesso la Toscana si butta in avanti con il proprio capitano Cardella, Matteo Cardella, giocatore anche lui del CGC Viareggio, tutti ragazzi allenati anche da Alessandro e Mirko Bertolucci, che stanno investendo molto nel settore giovanile appunto della formazione bianconera, portati qui alle finali del trofeo delle regioni 2016. Avanza ancora la Toscana, manovra con Pezzini, ancora verso il capitano Cardella, non riesce però a tirare la formazione toscana. Allora punizione in favore del Veneto, che può ripartire. Se ne sono andati i primi 2 minuti e 20 nel corso di questo primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0, ma il Veneto sembra avere davvero un qualcosina in più in questa fase. Il tiro da lunga distanza, c'è la parata da parte di Menchini, è stato con il numero 3 Tessarolo, Riccardo Tessarolo, a provare la conclusione, giocatore del Bassano, delle giovanili del Bassano. Riparte allora il Veneto, che ha stoppato subito la Toscana, proprio Tessarolo, ma c'è un tocco con il pattino e quindi punizione in favore, diciamo, dei padroni di casa, visto che si gioca in Toscana questo trofeo delle regioni 2016 in Maremma, qui a Follonica. Le finali sulla pista del Capannino, è stata usata anche la struttura del palagolfo, l'impianto Raul Micheli, protagonista solo qualche settimana fa. Ma tanto il Veneto in area, pericolo, ma ancora la parata da parte di Menchini, che è andato a dire di no all'attacco veneto. Dicevo, la pista Raul Micheli, l'impianto Raul Micheli, che è stato protagonista anche delle finali della Coppa Latina, del torneo della Coppa Latina, dove l'Italia si è guadagnata un secondo posto alle spalle del Portogallo, terza la Spagna, quarta la Francia. Anche in quel caso si trattava di ragazzi under 23, mentre ancora il Veneto, e c'è il gol! Passa in vantaggio il Veneto con il numero 3 Riccardo Tessarolo. 3 minuti e 56 secondi. Tessarolo porta in vantaggio il Veneto, si sblocca dunque la partita. In questa prima fase la formazione appunto di Dal Pra si era fatta vedere più pericolosa in attacco. La Toscana non era riuscita in alcune circostanze nemmeno a tirare, mentre il Veneto subito pericoloso. E alla fine Tessarolo
ha portato in vantaggio i suoi, si è presentato solo davanti a Menchini, mentre ancora adesso la Toscana in avanti. C'è però la bella parata del portiere veneto, in questo caso di Elia Dalprà. Questi, ricordiamolo, sono ragazzi classe 2004, quindi davvero giovanissimi, tutti dodicenni, al massimo appunto tredicenni. Riparte allora la Toscana, ci prova, finisce a terra con il numero 3 Pezzini. C'è possibilità però allora per il Veneto, per Stoica, poi il passaggio in area, Stoica, il tiro, gol! Il raddoppio del Veneto dopo praticamente 5 minuti, l'1-2 micidiale al 4,59, e quindi Stoica, Marco Cristian Stoica, giocatore del Tiene, ha portato al raddoppio la formazione veneta, 2-0. Si mette in discesa a questo punto la partita per il Veneto. La Toscana fino a questo momento non ha saputo reagire. Adesso staremo a vedere quello che dirà proprio Franco Polverini, che ha chiamato un time out dopo, diciamo, appena 5 minuti. Si ricorda insomma che queste partite della categoria Under 13 si giocano su 2 tempi da 15 minuti, quindi anche il gioco velocissimo. Fino a questo momento non c'è stato nemmeno un fallo in pista, quindi insomma partita correttissima. Ricordo finale del campionato giovanile. Finito il minuto di sospensione, può ripartire la partita. La rimessa in gioco da parte della Toscana. Vediamo se ci sarà reazione per i giovani appunto allenati da Franco Polverini. Si scontrano però a centropista, allora c'è possibilità per il Veneto. Ancora Tessarolo in area e gol! Il 3-0 lo realizza il numero 5 Leonardo Di Qui Giovanni, giocatore del Trissino, e quindi davvero notte fonda per la formazione toscana, che sta subendo una lezione da parte dei giovani veneti. 3-0 praticamente tutto in 5 minuti. Partono ancora, possiamo dire, gli ospiti. Stanno attaccando bene, però c'è l'intercetto. Allora si scatena la Toscana con il numero 7 Matteo Marchetti, ma viene stoppato dalla parte opposta Tessarolo, anche lui viene fermato. Adesso la partita si è un po' aperta. Avanza la Toscana, il tiro, c'è la parata da parte di Dalprà. Allora il Veneto è già dalla parte opposta, un buono scambio Tessarolo. Questa volta Menchini fa buona guardia. Può ripartire allora il capitano Cardella, il tiro da lunga distanza, largo. Alla manovra con il numero 8 Stoica. Poi la conclusione alta del capitano Di Qui Giovanni, che ha segnato appunto il terzo gol. Ora Toscana che vuole un po' riordinare le idee. Il passaggio verso Marchetti che deve lottare, poi perde la palla, se ne va allora Stoica, in mezzo al traffico, anche lui fermato al limite dell'area. In azione solitaria parte di Pezzini, poi in qualche modo la Toscana recupera la pallina, indietro a cercare Onori. Il passaggio ancora verso il numero 8 che può Gemignani, anzi è Gemignani con il numero 8 in pista. Difficile anche riconoscere i numeri perché le magliette sono un po' troppo grandi per questi bambini, vanno a finire dentro pantaloncini. Sempre però la Toscana, il tiro da lunga distanza, la palla che si alza da parte del numero 3 Nicola Spezzini. La parte opposta però il Veneto è ancora pericoloso.
7 minuti e 20 alla fine del primo tempo. Il Veneto è avanti per 3-0, non ha subito molto in questa partita fino a questo momento. Adesso c'è un passaggio, riesce a controllarlo Tessarolo, lo scambio in area, poi scivola il giocatore della Toscana Marchetti. Poi la conclusione ancora di Qui Giovanni, c'è la parata però di Menchini. Può ripartire allora il capitano della Toscana Cardella, Matteo Cardella, viene bloccato, poi però c'è il primo fallo della partita, ha commesso il Veneto. Manovra ancora la Toscana, ci prova Pezzini, bloccato dalla parte opposta al Veneto, tenta di lanciarsi, la palla un po' lunga, non può controllarla Stoica, che poi va a recupero nell'angolo. Adesso Pezzini, ma che Pezzini sbaglia l'appoggio, mentre c'è un cambio nel Veneto, entra con il numero 9 Nicolò Crocco, giocatore delle Piccole Dolomiti, dello skating Piccole Dolomiti. Allora Pezzini, c'è però il fallo sul giocatore della Toscana, meno di 6 alla fine del primo tempo, risultato in mano fino a questo momento al Veneto. Sbaglia però l'appoggio, non c'era il compagno che era uscito da parte della Toscana, e dunque possesso che torna al Veneto. Passaggio in area, palla però troppo alta, quindi punizione per la Toscana con formazione di casa che può proporsi in attacco. Lo può fare Gemignani, indietro per Marchetti, poi verso il capitano Cardella, tenta un po' più di possesso palla, la formazione allenata da Polverini. Ancora Cardella, però siamo sempre a centropista, lo scarico con il compagno, poi il tiro da lunga distanza, la palla filtra, poi si impenna, non può arrivarci in questo caso il neo entrato con il numero 4, il vice capitano Filippo Montauti del Follonica, e quindi può ripartire il Veneto affidandosi a Stoica, contrastato in questo caso da Gemignani. C'è il fallo del giocatore della Toscana, quindi punizione per il Veneto di Alberto Dalprà. Scambio fra i giocatori, in questo caso era stato Crocco a tentare l'assist, bloccato. Può ripartire allora la Toscana affidandosi a Cardella, chiuso però nell'angolo, aspetta l'arrivo di Montauti, cerca di servirlo ma intercettato. Allora può ripartire il Veneto quando mancano 4 minuti e 20 alla fine del primo tempo, con la tripletta del Veneto che sta facendo la differenza: Tessarolo, Stoica e Di Qui Giovanni, tutto praticamente in poco meno di 2 minuti. La Toscana comunque recupera la pallina, adesso sembra liberarsi di qualche paura, va in avanti, ferma tutto però Stoica, il ripiegamento difensivo. Cardella imposta, sempre Toscana a centropista, ancora Cardella, pensa al tiro da lunga distanza, la parata di Elia Dalprà con il guantone, la pallina schizza di un niente sopra la traversa, l'ha intercettata il portiere del Veneto, ma è stato abile in qualche modo insomma a deviarla sopra la traversa. Ancora Toscana in attacco, viene atterrato Pezzini, anzi era il numero 7, in questo caso Marchetti, quindi punizione in favore della Toscana, un po' di proteste in pista, mentre entra nel Veneto il numero 6 Daniel Sommacale,
giocatore anche lui del Trissino 2005. C'è da battere però la punizione per la Toscana con Cardella. Poi in area Montauti, il tiro, in qualche modo si salva la difesa del Veneto. Poi il rimbalzo favorisce Stoica, parte in contropiede il numero 8 che viene bloccato. Va a recupero Cardella, aspetta l'arrivo di qualche compagno, poi sempre la Toscana che avanza con Nicola Gemignani, anche lui però viene bloccato e quindi può ripartire il Veneto. Palla schizza in area, un po' troppo lunga, non può arrivarci nessuno. Allora Cracco verso il numero 5 di Qui Giovanni, che anche lui non ha un buon controllo. Allora la difesa della Toscana può recuperare, in avanti a cercare Montauti, ma anche lui sbaglia. Poi di Qui Giovanni recupera Cardella, il ripiegamento difensivo. Alla fine Gemignani mette tutti d'accordo. Poco più di 2 minuti. La prima sirena di metà tempo. Veneto sempre avanti sul 3-0. Imposta Marchetti. Cardella. Avvicina a sé Gemignani, che lo fa passare. Cardella al tiro. Una bella conclusione dalla lunga distanza, ma centrale. Allora Marchetti, Cardella, sono loro due sempre a impostare le azioni della Toscana. Giocatore del CGC Viareggio, ancora un tiro ma sempre dalla lunga distanza. Il portiere Elia Dalprà fa buona guardia, mentre si impegna nel recupero Gemignani. Poi Cardella tenta un assist, la palla gli ritorna. Ancora Cardella, si libera bene, tenta di mettere in mezzo per Montauti, il tiro, la conclusione deviata. Può ripartire il Veneto, contropiede, Cracco davanti al portiere, il passaggio. La parte opposta allora la Toscana. Con Gemignani, viene bloccato, Veneto che si riporta in attacco, Cracco tenta di andarsene. Poi Stoica. Sempre la formazione di Alberto Dalprà a comandare le operazioni quando ormai siamo arrivati a 30 secondi dalla fine del primo tempo. Ancora in area di Qui Giovanni, la parata da parte di Menchini. Recupera Cardella, guardiamo se ci sarà spazio per l'ultimo tiro. Cardella però insiste nell'azione personale. Indietro per Gemignani. Ultimi secondi. Ferma tutto Stoica, si lancia in attacco, Stoica al tiro, la palla alta di un soffio. E allora questa è l'ultima azione del primo tempo, la pallina finisce nelle reti dietro la porta, ma mancano 2 secondi alla sirena. Un passaggio per Cardella, ma arriva dunque la fine del primo tempo, si va negli spogliatoi con il Veneto avanti per 3-0 con i gol di Tessarolo dopo quasi 4 minuti, poi il raddoppio quasi al quinto di Stoica e dopo altri pochi secondi il tris firmato da Di Qui Giovanni. Staremo a vedere dunque cosa succederà nel corso della ripresa.
Sebastian Pfeiffer. Squadre di nuovo in pista per l'inizio del secondo tempo di questa finale Under 13 del Trofeo delle Regioni. Staremo a vedere se la Toscana riuscirà a riportarsi sotto, se il Veneto invece allungherà dopo un primo tempo decisamente comandato in lungo e largo dalla formazione di Alberto Dalprà. È proprio il Veneto a battere l'avvio. Subito il capitano di Qui Giovanni butta in mezzo, c'è pericolo in area, si salva il portiere della Toscana Menchini. Subito un'azione pericolosa dopo pochi secondi. Ricordo, si gioca su tempi da 15 minuti. Il Veneto ha segnato 3 gol con Tessarolo, Stoica e Di Qui Giovanni. La Toscana invece si è fatta in qualche caso pericolosa con Cardella, ma nulla più. Tanto ancora il Veneto, il tiro, pericolo da parte del numero 3 Tessarolo. Davvero giocatore potente per questa categoria, le sovrasta anche fisicamente ai giovani piccoli della Toscana. Ancora Tessarolo, conclusione, Menchini va alla parata. Thomas Menchini, portiere del Centro Giovani Calciatori di Viareggio. Ma sembra davvero una partita difficile da recuperare per la squadra allenata della Toscana da Franco Polverini. Recupera Stoica, poi lo scambio con Di Qui Giovanni, ma intercetta Nicola Gemignani, poi sbaglia l'appoggio. Allora Tessarolo, Di Qui Giovanni, Tessarolo in area, il tiro, la palla vicino alla porta. Nulla da fare per il Veneto, ma rimane in zona d'attacco. Commesso anche un fallo
da parte della Toscana. Quindi punizione di Di Giovanni. Tessarolo in area, i due scambiano, recupera però Cardella. Fa ripartire l'azione per la Toscana, tenta di penetrare in area ma non ci riesce. Allora sono sempre Tessarolo a portare avanti la pallina. Recuperata ancora dal numero 6 Piccoli, Giulio Piccoli. Poi finisce a terra Tessarolo, dunque punizione in favore del Veneto. Giulio Piccoli, anche lui giocatore del Trissino 2005. C'è da battere però la punizione. Gli arbitri, che ricordo, sono Mario Trevisan e Matteo Righetti di Viareggio. Cercano di far rispettare la distanza, se ne sono andati i primi 2 minuti nel corso della ripresa. Imposta Tessarolo di Di Giovanni, lo scambio fra due, si lancia nell'angolo Stoica, chiuso da Montauti per un attimo, poi lotta Gemignani che in qualche modo recupera la pallina. Ancora Montauti, giocatore del Follonica, che finisce a terra ma scivolato. Può recuperare allora il Veneto verso Tessarolo che lancia Di Giovanni, la palla un po' lunga, alla meglio allora con il numero 3 Nicola Spezzini, anche lui giocatore del CGC. Blocca tutto però Stoica, Del Tiene in area, la parata da parte di Menchini. E allora la Toscana ci riprova, cercare almeno il gol dell'onore. Cardella, Pezzini, avvicina a sé Gemignani, serve. Ancora il numero 8, trova il proprio capitano Cardella. Pensa al tiro da lunga distanza, un diagonale però largo. Sulla ribattuta Montauti tenta il passaggio ma lì Stoica intercetta. Poi lanciano avanti a cercare Di Giovanni, la pallina è lunga, non ci arriva però il giocatore della Toscana. Allora in area il Veneto, bloccato da parte di Gemignani. Cardella, anche Cardella però deve lottare, gli soffia la pallina di Di Giovanni. Alla fine, alla meglio anche in qualche modo poi il giocatore della Toscana e poi il gol di Cardella, 4 minuti e 5 secondi. Cardella porta sotto per il momento la Toscana. Siamo al primo gol, dunque la formazione di Franco Polverini. C'è anche l'entusiasmo in tribuna, gran tifo di mamme e babbi soprattutto. Toscana sembra crederci in questo momento, in porta per il Veneto è andato Giulio Cecchetto con il numero 10 della società skating Piccole Dolomiti. Intanto Cardella, autore del gol, sta portando avanti la pallina, salta l'avversario, tenta di mettere in mezzo, Montauti in area, finisce giù, si lotta ancora, alla fine gli arbitri fischiano l'ingaggio, la pallina è rimasta lì, stoppata dal portiere. Sempre però Toscana che sta provando a riaprire questa partita. Ci prova Pezzini, Cardella, ancora Pezzini sulla destra, si accentra, il passaggio per il capitano e lui insomma il fulcro di tutte le azioni. Cardella al tiro, la palla larga, il rimbalzo favorisce il Veneto con Di Giovanni che tenta di andarsene.
gli fa strada Piccoli. Viene bloccato però da Cardella. Cardella il tiro, la palla intercettata, alla fine rimane in area. Carambola su troppi pattini, alla fine gli arbitri fischiano la punizione. In questo caso per il Veneto l'ultimo tocco era stato dunque del giocatore della Toscana. Manca ancora 9 minuti e 27 alla fine della partita. Il Veneto comunque sempre avanti per 3-1 in questa finale Under 13 del Trofeo delle Regioni 2016. Blocca però ancora il Veneto, Stoica, il passaggio a cercare Piccoli che va a chiudersi nell'angolo. Lo scarico ancora verso Stoica, ma sbaglia l'appoggio. Riparte allora Pezzini, Pezzini entra in area, ma di qui Giovanni bravissimo, recupero spettacolare. E allora il Veneto dalla parte opposta, il tiro da parte di Tessarolo, ma viene in questo caso fermato. Allora Cardella, le squadre ora si stanno un po' allungando, c'è tanto spazio nelle ripartenze. Cardella al tiro, in area però la difesa del Veneto fa buona guardia. Tessarolo avanza, Di Qui Giovanni, il passaggio in avanti bloccato da Menchini. Sempre il Veneto in area, Menchini in qualche modo leva la pallina dall'angolo, stava per indirizzarsi proprio verso l'angolino basso alla sua sinistra, poi si è allungato il portiere della Toscana, è andato a parare con il guantone. Ha tolto dunque la pallina proprio sulla linea di porta. Si rimane sul 3-1 in favore del Veneto. Mancano 8 minuti, poco più, alla fine della partita. Avanza ancora la Toscana con Pezzini che viene strattonato. Fallo di squadra, ma fino a questo momento insomma i falli non sono un fattore in questa partita. 4 per il Veneto, 3 per la Toscana. Gemignani e Cardella a battere questa punizione. C'è la barriera a 3, Cardella comunque va al tiro, la palla larga, la recupera Montauti. Indietro per Pezzini. Pezzini però non la rimanda in avanti entro 5 secondi, dunque possesso che torna al Veneto, che deve far ripetere però la battuta della punizione. Sempre affascinante il Trofeo delle Regioni con il futuro dell'hockey su pista. Avanza Tessarolo, bloccato, Di Qui Giovanni recupera, ancora un lancio in avanti, perso un po' le misure la formazione di Alberto Dalprà, ma sta comunque conducendo di 2 gol. Adesso la Toscana si ributta in attacco, Gemignani, Cardella tenta di mettere in mezzo un passaggio, ma costretto a recuperare Montauti. Pensa anche al tiro, troppi avversari davanti a sé. Recupera allora con il numero 5 di Qui Giovanni, ma in area Pezzini, il tiro, la parata di Checchetto. Devo correggermi, col numero 4 non è Montauti ma Nicolai, Samuele Nicolai del Follonica. Sempre il passaggio però per il Veneto in area, la conclusione, tenta la respinta, la difesa, poi ancora in qualche modo Menchini allontana, ma sempre il Veneto in attacco. Stoica nell'angolo, recupera Cardella, Nicolai si lancia in avanti ma non c'è il passaggio. Allora Veneto dalla parte opposta, il tiro da parte di Stoica, la palla alta.
Può ripartire ancora la Toscana, Cardella, la conclusione, la respinta e poi la paratissima di Checchetto che salva il Veneto. Ci prova davvero la Toscana quando mancano meno di 6 minuti alla fine. Punizione in favore del Veneto, ma è stato chiamato un time out. Non se ne sono accorti i direttori di gara. Si può allora continuare. Prova a liberarsi Crocco. Bloccato da Pezzini che lotta. Poi si alza la pallina. Arriva ora dunque il time out quando mancano 5 minuti e 43 secondi. Gli incoraggiamenti delle panchine dell'allenatore Franco Polverini per la Toscana. La panchina composta dal dirigente Luca Grossi e da Michele Asta, vice allenatore Alessandro Martini. Nel Veneto invece, oltre al tecnico Alberto Dalprà, scusate, al primo dirigente Alberto Dalprà, l'allenatore Giambattista Stella, il vice allenatore Alberto Vidale. Dunque questo time out quando mancano 5 minuti e 43 secondi alla fine. Ci sarà poi la ripresa del gioco con la Toscana che tenterà questo disperato recupero. Punizione in favore del Veneto. In zona d'attacco. Crocco sulla pallina. A rimettere in gioco. Sempre Veneto a manovrare. Il passaggio centropista per Di Qui Giovanni. Smista verso Piccoli. Poi Stoica. Ancora Di Qui Giovanni in avanti. Ancora Di Qui Giovanni che manovra. Riesce a trovare il corridoio per Stoica. Poi in area. Crocco non riesce a controllare. Tenta di liberarsi della marcatura di Pezzini. Poi arriva Nicolai che commette fallo. Punizione in favore del Veneto, che rimane in zona d'attacco. Lo scambio sempre con Stoica. Indietro per il proprio capitano, Di Qui Giovanni. Ora Piccoli. Sbaglia l'appoggio. Lotta Nicolai a centropista. Poi Gemignani. Ma arriva Di Qui Giovanni davvero velocissimo. Va al recupero. Mantiene il possesso palla. Ancora Stoica, Piccoli. In avanti a cercare Cracco che tenta il passaggio, bloccato. Parte allora Gemignani. Anche lui è costretto però ad allargarsi. Deve far ripartire l'azione da Pezzini. Avanza Pezzini, strattonato. Poi in qualche modo lotta Pezzini, va a riprendersi la pallina, ma c'è il tocco con il pattino. Si lamenta il giovanissimo Pezzini. Sbaglia però anche il Veneto. Allora pallina per la Toscana con Nicolai. Pezzini. Cercare Cardella, l'autore dell'unico gol della Toscana. Ancora Cardella, le finte, pensa al tiro, la palla sbatte su Di Qui Giovanni, Cardella in area, bloccato. Piccoli, va al recupero. Poi Pezzini, in qualche modo, non si ferma mai. Poi Gemignani, Cardella va al recupero, e allora contropiede. Cardella al tiro, ci ha messo la stecca Cracco, è andato a difendere. Palla che si impenna. Punizione in favore della Toscana quando mancano 3 minuti e 45 alla fine.
Finisce giù Nicolai. Le proteste della panchina della Toscana. Davvero un tifo infernale al Capannino in questa finale Under 13 tra Veneto e Toscana, con gli ospiti possiamo dire avanti per 3-1. Pezzini mette in mezzo, la palla stoppata da Stoica, poi Nicolai la recupera Gemignani, ancora Pezzini, mentre la panchina della Toscana sta chiamando un time out. Pezzini la porta avanti, ma i giovani veneti sono lì davanti alla propria area di rigore. Cardella, le finte di Cardella, però anche lui è costretto a girare a largo. Lo scarico verso Pezzini, il tiro da lunga distanza, la palla si impenna, dunque palla alta e allora c'è la sospensione del time out in pista. Ci vogliono parlare su gli allenatori. Io ricordo i marcatori di questa partita. Nel primo tempo, dopo 3:56, Tessarolo sbloccava il match. Al quinto minuto quasi Stoica segnava il 2-0 sempre per il Veneto, e poi dopo 5 minuti e 11 secondi di Qui Giovanni portava sul 3-0 la formazione di Giambattista Stella. Nella ripresa, dopo 4 minuti, Cardella metteva dentro l'unico gol della Toscana. Fino a questo momento, poi da questo momento non si muoveva più il punteggio. Con la Toscana di Franco Polverini che provava un recupero, ma il Veneto che resisteva. E adesso ci stiamo avviando a questo finale. 2:46 alla chiusura. Punizione in favore del Veneto, che può amministrare la pallina. Ha deciso di giocare con un uomo in avanti, Polverini, e solo 3 difensori nella propria metà pista. Costringe anche il Veneto a guardare, insomma, l'attaccante rimasto dalla parte opposta della pista. Avanza però adesso Tessarolo, uno dei più attivi soprattutto nel primo tempo. Lo scarico con Stoica, Tessarolo, di Qui Giovanni, trascorrono secondi, ancora Tessarolo bloccato da Gemignani, parte Cardella in area ma non riesce a trovare nessun passaggio. Allora Tessarolo dalla parte opposta, il tiro, la palla alta, va a recupero Cardella per Nicolai, anche Nicolai ha davanti a 70 avversari. La conclusione, il tiro è centrale, Checchetto riesce comunque a parare. Allora di Qui Giovanni, ultimi 100 secondi del match, 2 gol di vantaggio per il Veneto, che è vicino a conquistare il titolo del Trofeo delle Regioni 2016. Di Qui Giovanni, chiara la tattica del Veneto, che vuole mantenere il possesso palla. Poi Cracco in area, ma si è portata avanti la pallina con il pattino, dunque punizione in favore della Toscana. Cardella, avanza Cardella, uno degli ultimi a mollare, poi Pezzini prova il tiro, gol! Ma che gol davvero di Nicolas Pezzini, giocatore del Viareggio, al 13° e 55 secondi. E allora rende vibrante quest'ultimo minuto. Solo un gol di distacco. La Toscana sta tentando il recupero, ci prova Cardella, inseguito da Cracco. Cardella al limite dell'area, la conclusione in qualche modo la difesa respinge, poi Gemignani, c'è ancora da giocare. Pezzini le salta tutti in area, viene fischiato però un fallo da parte
della Toscana e quindi il Veneto può manovrare. 35 secondi alla fine, una partita che sembrava chiusa nel primo tempo. La Toscana la sta riaprendo, va giù Pezzini, non c'è fischio, allora Cracco per Stoica, ancora Cracco, numero 9, tenta di mantenere la pallina, contrastato da due avversari, alla fine va giù il fallo di Cardella. Si lamentano i giocatori della Toscana, manca davvero poco alla fine. Mai 11 secondi alla sirena. Il Veneto ha però la palla in mano sulla stecca, recupera Nicolai, viene bloccato. 5 secondi, fallo per la Toscana. Palla per Pezzini, ma siamo a centropista, avanza Pezzini, si è andato a chiudere nell'angolo e allora è il Veneto che va a vincere il trofeo delle regioni 2016, batte la Toscana per 3-2, davvero una partita intensissima, la gioia dei giovani veneti, davvero scatenati. L'Under 13 allenata da Giambattista Stella sta facendo festa, ma onore davvero alla Toscana che nella ripresa ha tentato di riaprire la contesa. Ricordo nuovamente i gol nel primo tempo: Tessarolo, Stoica e Di Qui Giovanni per il 3-0 Veneto. Nella ripresa Cardella e Pezzini tentavano di riaprire il match, ma alla fine a vincere è il Veneto per 3-2. Ci sono i saluti a centropista e con questo allora è davvero tutto per la prima finale del Trofeo delle Regioni categoria Under 13. Vince il Veneto 3-2 sulla Toscana.